Sì, grazie Presidente, non vi ruberò moltissimo tempo visto l'orario. Io sono un consigliere regionale del Friuli Venezia Giulia, mi chiamo Cristian Sergo, con la Presidente ci siamo visti a Udine in una delle tante volte in cui negli ultimi anni è venuta anche nella nostra regione. Noi siamo, credo, una delle ultime regioni che hanno approvato una legge antimafia. Noi non abbiamo una commissione regionale antimafia, ma abbiamo istituito un osservatorio antimafia e infatti in una delle comunicazioni si parlava di poter far intervenire anche gli organi che si occupano in qualche modo della tematica, ed ecco perché in qualche modo ho chiesto la parola anche per far capire un po' quello che abbiamo dovuto passare noi per riuscire ad approvare una legge antimafia in Friuli Venezia Giulia. Visto soprattutto le numerose notizie di cronaca, poi chiaramente spetterà come sempre alla magistratura accertare tutto quello che è emerso negli ultimi anni, ma quelli che la Presidente Bindi chiamava come segnali inquietanti nel momento in cui la Commissione antimafia è venuta in Friuli Venezia Giulia, noi avevamo già avuto modo di ricordarli in aula citando le parole del procuratore capo Mastelloni della Procura di Trieste. Ed è questo il motivo per cui abbiamo deciso di portare o di far inserire per la prima volta nella legislazione regionale la parola antimafia. In Friuli Venezia Giulia ci sono ovviamente molti motivi per cui l'infiltrazione delle criminalità organizzate, perché, come detto, magari non possiamo parlare ancora di radicamento. La nostra per molti anni è stata una di quelle regioni che si consideravano isole felici, dove proprio per questo probabilmente qualcuno ha pensato bene di trasferirsi e iniziare a fare affari, magari consapevole che difficilmente qualcuno sarebbe andato a cercarlo proprio lì. Però, come dicevo, adesso emerge che qualche presenza e qualche segnale inquietante c'è anche nella nostra regione. Compito, secondo noi, della politica è proprio quello di far emergere in qualche modo queste vicende. Noi avevamo detto se la nostra regione o se nella nostra regione la mafia non esiste, bene, cerchiamo quantomeno di mettere in pratica o di utilizzare degli strumenti che ci permettano di prevenire il radicamento una volta per tutte. Io credo che sia importante in questo lavoro e anche nella giornata di oggi che ci possa essere comunque anche appunto l'apporto di quelli che possono essere gli osservatori antimafia. Qualcuno diceva prima che in alcuni casi c'è stato anche è stato anticipato il lavoro delle commissioni regionali proprio da questi osservatori che nella nostra legge noi abbiamo voluto prevedere che fossero totalmente apolitici e apartitici, fatti di gente della società civile e che possono dare il loro contributo perché in prima persona vivono magari determinati fenomeni, quindi non solo associazioni volontari che si occupano di questo. È stato nominato Libera più volte, anche da noi Libera cerca di fare un lavoro di informazione importante nella nostra regione su queste tematiche. Ci sono, come dicevo prima, è dal 1989 che il giudice Paolo Borsellino, intervenuto in un incontro con degli studenti proprio a Udine, poneva già l'attenzione su quello che poteva succedere nel nostro territorio con la caduta dei confini, perché noi siamo ovviamente una regione crocevia di molti traffici e ovviamente la mancanza dei controlli anche alle dogane ha permesso, come prima si ricordava quello che succede in Olanda, a Rotterdam, ha permesso ovviamente di fare della nostra regione anche terra di approdo di molti traffici, armi, ovviamente stupefacenti e quant'altro. Questo veniva ricordato ormai 28 anni fa. Noi dopo 28 anni siamo riusciti a istituire questo osservatorio e a far approvare questa legge. Speriamo che possa dare ovviamente, come detto, un contributo importante anche di risveglio da parte di quella popolazione
che appunto, magari perché non le vive in prima persona o perché fa finta di non accorgersi di cosa succede, possa effettivamente avere un risveglio anche culturale e che quindi possa aiutare magistratura, il vostro lavoro e ovviamente tutta la società civile a debellare un fenomeno che, come abbiamo ricordato per tutta la giornata, è sicuramente preoccupante. Grazie a tutti.